Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Replay, ultima stagionale, prima della pausa estiva. Oggi insieme ai nostri ospiti parleremo dei campionati delle calabresi, di quello che è stato e di quello che verrà. E lo faremo insieme al coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Sì, buon pomeriggio Silvia. Ho visto che abbiamo dagli ospiti un bel parterre, un grande parterre anche oggi pomeriggio. Dispiace per i nostri telespettatori che è l'ultima stagionale. Comunque da martedì inizierà la rubrica Calciomercato con la nostra Anna Franchino. Quindi Teleeuropa vi terrà sempre compagnia anche durante l'estate e vi terrà informati su quelli che saranno appunto i movimenti del calciomercato delle squadre calabresi. Silvia. Allora, abbiamo il presidente del Rende Calcio, Fabio Coscarella. Buonasera a tutti. Grazie Fabio. Per Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, Alessandro Russo. Buonasera. Direttore sportivo, Carmine Donnarumma. Buonasera a tutti e grazie. E il nostro amico Aldo Cennamo. Salve. Aldo, abbiamo terminato. Sei dispiaciuto un po'? Inizierà una bella stagione invece. E Siamo anche- lì, abbiamo fatto un passo avanti, un grande passo avanti. Un'estate calda. È caldissima. Allora, Franco, dicevamo che cosa è successo? Allora, innanzitutto per quanto riguarda le calabresi, i campionati sono terminati ampiamente, abbiamo avuto, ahimè, la retrocessione del Crotone che ha lasciato la Serie A per la Serie B, ma anche la promozione del Cosenza che dopo 15 anni è tornato nella cadetteria. Per le altre squadre di Serie C ha fatto molto bene la neopromossa appunto il Rende, poi Sì. parleremo anche col presidente. E le altre insomma si sono salvate, Catanzaro e Reggina, e vedremo cosa hanno in serbo per il prossimo anno. Sì, io parlerei inizialmente del Crotone che è retrocesso, però insomma, ha disputato un campionato di Serie A con grandissima dignità, non ci è riuscito per il secondo anno consecutivo a restare nella massima divisione con Senga al timone e quindi dovrà ripartire dai cadetti, così come il Cosenza che invece ha fatto un passo in avanti e dove l'entusiasmo l'abbiamo toccato con mano anche nelle nostre trasmissioni e nelle dirette col direttore Attilio Sabato. Effettivamente c'è un grossissimo e un grandissimo entusiasmo in città. Il Crotone che presenterà nelle prossime ore il neo allenatore Giovannino Stroppa, scuola Milan, che lo scorso anno è stato a Foggia, poi il Foggia in questo momento è sotto processo sportivo, non si sa come andrà a finire, la Procura federale addirittura ha chiesto la retrocessione del Foggia in Serie C, seguiremo anche questa ennesima vicenda, quindi Giovannino Stroppa che partirà col suo 3-5-2 da Crotone, ma io vedo il Crotone una squadra che essendo retrocessa dalla Serie A allestirà una compagine importante per cercare appunto di risalire nuovamente nella massima divisione. Diverso il caso a Cosenza perché dopo la vittoria negli spareggi contro il Siena, e dicevo di questo grandissimo entusiasmo, a Cosenza si deve pensare ad allestire una squadra per una media classifica, si sa che il primo anno ci vuole un anno di assestamento, Cosenza ritrova la cadetteria dopo 15 anni con Piero Braglia al timone, con il direttore sportivo Trinchera, so che la società si sta muovendo per allestire anche una compagine, anche societaria, amministrativa, burocratica all'interno molto forte e quindi seguiremo anche questi altri passaggi. Poi c'è qui il presidente Coscarella, hai detto bene tu, il Rende che tanto bene ha fatto in questo ritorno in Serie C, peccato che è stata poi eliminata dalla Casertana nei playoff. Poi sentiremo dalla viva voce dell'amico Fabio Coscarella quello che bolle in pentola, non è più Bruno Trocini l'allenatore, sarà Ciccio Modesto che in questi giorni appunto sta espletando il corso di Coverciano e quindi insomma Ciccio Modesto sarà poi data una squadra, sentiremo se è una squadra giovane affidata a qualche diciamo, ragazzo interessante delle varie primavere, quello che sarà il progetto futuro del Rende. La Regina, Ciaccevoli, la Regina ha preso Taibi direttore sportivo, non c'è più il genere Maurizi, hanno voglia e desiderio di ripartire con un percorso più importante rispetto a quello dell'anno precedente che li ha visti appunto salvarsi nelle ultime giornate. Catanzaro, diciamo del presidente Nota, ha scelto un allenatore di categoria, un allenatore importante, un allenatore che appunto è stato a Matera, ha vinto a Benevento, a Uteri, insomma non si discute
discute, è un esperto, diceva, è un lusso per questa categoria. E poi c'è la Vibonese. Complimenti alla Vibonese del presidente Caffo, che è ritornato con Nevi Orlandi in Serie C, e quindi un in bocca al lupo a tutte le calabresi per il prossimo anno. A te la parola per gli ospiti, grazie. Allora, Presidente, innanzitutto volevo farle commentare la promozione del Cosenza in Serie B, e quindi dei vicini di casa, si può così dire. Sì, come dicevo già da qualche tempo, per noi era un'opportunità che se il Cosenza fosse andato in Serie B, perché finalmente si può notare quello che stavo dicendo da qualche mese, anche col progetto dello stadio nostro, che avevamo chiesto l'accelerazione, è che nel momento in cui tu hai la possibilità di avere una squadra che va forte, che rischia il salto di categoria, è importante avere un entusiasmo diverso, e la gente di Cosenza l'ha fatto vedere in tutte le sue forme, ha fatto vedere la passione, la sete di calcio che c'è, e quindi si deve ripartire dai 20.000 tifosi, si deve ripartire da questo grande entusiasmo, ma Eugenio è persona molto eculata, molto per bene, e saprà sicuramente fare le cose per bene. Si deve partire da qui, perché è un'opportunità per tutti quanti noi, per tutta l'area urbana. Un attimo, perché dobbiamo salutare gli amici dell'Edicola Giordano, il papà Pasquale e Fabio il figliolo, insieme ad Aldo Gennamo, che noi tutte le mattine ci ritroviamo lì, sono tifosissimi del Cosenza e seguono la nostra trasmissione da sempre. Poi Massimo Dione Salvi, Giuseppe Tomasi, Robertino Giacomo Antonio, Elio Principato, tutti questi ragazzi che praticamente diversamente abili, che vengono allo stadio, e quindi per loro, come dire, è un percorso privilegiato da parte nostra, o quasi. E poi c'è praticamente Filippo il parrucchiere. Manuel Esposito scrive questo: come mai che Presidente Coscarella, lei che è persona per bene, il Rende non ha mandato un comunicato per congratularsi con il Presidente Guaraccio e col Cosenza Calcio per il salto in Serie B? Era doveroso. Manuel Esposito, io faccio nome e cognome. Ringrazio Manuel Esposito, che mi dà la possibilità di commentare. Io non amo fare sventolare bandiere o mandare sui siti messaggi. Io mi sono semplicemente permesso, ritenendomi una persona educata quale sono, di mandare un messaggino ad Eugenio, chiamarlo, complimentarmi con lui di persona, in privato, penso che l'abbia apprezzato molto di più, ma l'ho fatto la domenica mattina. Benissimo, quindi adesso i nostri telespettatori so anche di qualche tranquilli. Commento su Facebook, ma chiaramente, come si dice sempre, la mamma del cretino è sempre incinta, quindi so che viene fatta qualcosa d'arte, ma sappiamo che ci sono... No, anche perché col nostro direttore, con Attilio Sabato, il Presidente è stato praticamente, come dire, di una trasparenza unica. Ha parlato di un'eventuale sinergia col Rende in futuro, che gli piacerebbe, quindi eravate e siete, mi pare, sulle stesse posizioni. Ma siamo in ottimi rapporti, e lo abbiamo dimostrato sempre, e abbiamo gioito, qualcuno potrà anche non crederci, perché per noi diventa un'opportunità. Può sembrare strano, ma il Cosenza in Serie B per noi diventa un'ulteriore opportunità per tutta l'area urbana. E poi lo spiegherà. Silvia. Bene, allora passiamo invece al Rende, Presidente. Questa annata che si è conclusa è stata più che, insomma, soddisfacente per tutto lo staff, e per la squadra e anche per lei. L'allenatore ha lasciato il Rende insieme a qualcuno dello staff. Qualcuno è andato al Milan di Mirabelli, tecnico. Sì. Pino Suriano è, insomma, approdato al Milan, che il preparatore atletico Michele Bruni è l'allenatore in seconda di Mister Trogini. Probabilmente non saranno più di casa a Rende. Da cosa si riparte? Lo saranno sempre di casa a Rende, perché noi siamo una famiglia, però sì, si riparte da una stagione fantastica, una stagione che ha visto premiare il lavoro, l'umiltà, stare sempre sul pezzo, e questo deve essere il leitmotiv della prossima stagione. Ripartiamo come dico sempre alle persone a me più care, più vicine, dal chilometro zero, nel senso noi dal prodotto fatto in casa, quindi ripartiremo da Francesco Modesto, ragazzo che si è messo in discussione con noi prima da calciatore e poi da allenatore con la Beretti, facendo un ottimo campionato e approdando anche lui per il primo anno ai playoff.
E si riparte da un gruppo di ragazzi motivati, con grande determinazione, avendo la fortuna quest'anno di avere qualche periodo in più per poter intavolare trattative importanti con delle primavere importanti di squadre di Serie A. E i pezzi, diciamo, più importanti resteranno? I pezzi più importanti resteranno tutti, avevano un biennale, qualcuno ha anche commentato il fatto di Panbianchi che l'avevamo fatto, non avevamo riconfermato per il Catanzaro. Panbianchi aveva un contratto in scadenza, ha fatto una scelta per lui che ha ritenuto per lui più importante, ma chiaramente a renderci deve stare gente che ha voglia di lottare, voglia di essere sempre pronto, perché si deve arrivare alla salvezza il prima possibile. Se qualcuno pensa che si deve migliorare il risultato dell'anno prossimo e quindi si entra con determinazioni diverse in campionato, magari è meglio che prenda un'altra strada. E per quanto riguarda il direttore Martino, era stato accostato alla San Benedettese. Anche questa è una cosa che ci tengo a dire, perché per dimostrare come siamo noi in società a Rende. Ha avuto questa chiamata, mi ha sempre tenuto al corrente di tutto, ha avuto diversi incontri con il presidente Fedeli, ho consigliato lui di fare una chiacchierata e comunque di vedere se c'erano le possibilità per lui di confrontarsi con una piazza più grande, sicuramente una piazza più importante. Se c'è un'opportunità è sempre buona per un ragazzo di 28 anni che ci ha dato una grande mano, quindi l'importante è essere, io ho sempre detto ai collaboratori, chiari e trasparenti, e se possiamo dare un'opportunità si dà tranquillamente, non è stato fatto nulla sotto traccia. Alessandro, allora parliamo di queste panchine, qualcuna insomma balla, qualcuna cambia. Partiamo da quella insomma ferma, che è quella di Mister Braglia. Sicuramente, Mister Braglia ha meritato, sarebbe stato davvero delittuoso pensare di cambiare allenatore a Cosenza, perché l'allenatore è stato l'artefice principale del modo di intendere il campionato. Ricordo che mesi addietro diceva che lui progettava di arrivare ai playoff in una situazione psicofisica adatta, perché avrebbe tentato di giocarsela alla pari con tutti. Così ha fatto. Non se l'è giocata alla pari, perché il Cosenza obiettivamente da un punto di vista tattico e tecnico, a parte la partita in casa con la Casertana dove ha un po' sofferto e qualche lampo della Sicula Leonzo, non c'è stata proprio gara con le avversarie. Il tecnico Braglia è riuscito a meritarsi sul campo questa riconferma sulla base di un contratto annuale, e con lui c'è il direttore sportivo Trinchera, che oggi è atteso a Milano per avviare le pratiche del nuovo Cosenza. Braglia è il punto fermo, lavorano in sinergia, c'è uno staff quindi collaudato per progettare in sinergia con la proprietà, col presidente Guarascio, a cui va dato ovviamente il grande merito di aver tenuto fede ai propri impegni, e non è facile in Serie C, forse è un po' più facile in Serie B, ma in Serie C è un po' meno facile, giostrando un budget che per la squadra è stato intorno al €1.000.000, complessivamente 2,5 milioni, quindi è stato fatto tutto con grande attenzione e tenendo bene saldi i conti, perché poi i conti sono un problema, come abbiamo visto, e la classifica è stata riscritta giustamente con le penalità, perché se uno non paga è così facile partecipare se poi non paghi, invece se partecipi devi pagare, devi essere serio, e quindi. Dicevo di Trinchera, e tornando a Braglia, la progettualità è partita, la prima cosa da fare è cominciare a vedere i prestiti, quelli importanti. Diciamo che si respira un clima di fiducia per il mantenimento di Tutino e Palmiero, ma non perché questa cosa avverrà realmente, perché i giocatori chiaramente a parità di condizioni, perché poi ci sono di mezzo anche le gestioni con i procuratori, non solo con il Napoli per esempio per Tutino e Palmiero, o con lo Spezia per Ochereche, a parità di condizioni i giocatori hanno espresso chiaramente la fedeltà al proprio direttore sportivo, al proprio allenatore, a Cosenza. Vero. Stesso dicasi per Ochereche rappresentato da Bastianelli, molto vicino alla Fiorentina, al direttore Corvino e a tutta l'area di riferimento del direttore del Cosenza, Trinchera. Chiaramente sono tutte cose infieri. Invece ci sono da definire altre cose, sempre in sinergia con Braglia,
non tutti potranno essere confermati, nonostante i giocatori hanno guadagnato un pezzetto di storia incisa per quanto riguarda la loro partecipazione ai campionati del Cosenza. Però bisognerà fare delle scelte a partire dalla difesa, dove Dermacu è un punto di riferimento, ha un altro anno di contratto ma vorrebbe rinnovare. Il portiere potrebbe avere bisogno di un giocatore esperto a fianco. Abbiamo Corsi che è il capitano e merita chiaramente la riconferma. C'è da valutare invece le posizioni, per esempio quella di Pascali, è una posizione molto ballerina, e anche la posizione di Baclé non è che è così definita, perché il Cosenza dovrà fare una valutazione complessiva, quali saranno gli attaccanti, qual è l'obiettivo. Si gioca in B, dopo la sbornia di festeggiamenti, ora utilizziamo un po' di acqua fresca davanti agli specchi dei cosentini e anche degli addetti ai lavori, cerchiamo di mantenere di nuovo i piedi ben saldi a terra, perché la Serie B è una A2. E una 2 vuol dire che una parte dei giocatori devono avere una solida esperienza di categoria. Si parte con grande ottimismo, ma col primo obiettivo che deve essere quello di sognare l'Empireo, ma bisogna puntare alla salvezza. Giusto. Il Cosenza deve salvarsi. Ma siamo d'accordo, l'ho detto pure io nel mio primo intervento, quindi un anno di assestamento. Questo insomma è lo scenario, il primo scenario, quindi Braia riconfermato, saldissimo, sta in contatto con Trinchera, che è segnalato in arrivo a Milano nel suo quartier generale nei pressi della stazione centrale, in un hotel molto frequentato dalla B e dalla C, e ora lui si occuperà per fortuna della Serie B. Direttore Donnarumma, allora alle 17 a Crotone sarà presentato il nuovo tecnico Stroppa. Crotone che disputerà questo campionato di Serie B insieme al Cosenza, ma c'è da capire quali saranno gli obiettivi da squadra retrocessa. Ma io penso che il Crotone abbia già fatto capire che l'obiettivo è quello di un ritorno al più presto in Serie A, anche perché il Crotone ha la fortuna, dopo aver fatto 2 anni di Serie A, di avere una mutualità importante, cosa che gli può consentire di entrare sul mercato con una forza economica sicuramente nettamente superiore alle altre, per cui ritengo che il Crotone faccia di tutto per fare una squadra competitiva. Ha già una base importante, una base che in A insomma non si è salvato per un pelo, quindi voglio dire ha già delle basi importanti, e poi soprattutto ha l'esperienza, ha la solidità che gli deriva da questi 20 anni di professionismo fatti poco in C, tanto in B e 2 anni in A, che gli consente anche di poter assorbire colpi come una retrocessione che magari in altre società non pronte, non forti, può essere devastante. Quindi io penso che il Crotone, insieme al Verona, insieme al Benevento e insieme al Palermo, siano potenzialmente le 4 squadre che lotteranno per un ritorno in Serie A. Parliamo anche di piazze che hanno, soprattutto Verona e Palermo, un blasone importante. Non dimentichiamo che se il Bari riesce a superare l'impasse delle difficoltà economiche attuali, è un'altra piazza che si può candidare immediatamente al salto di categoria. Sarà, come diceva Francesco, un'eccellente Serie B, sarà una Serie B di qualità, e con gioia tutti insomma stiamo accogliendo il Cosenza, e io reputo le parole dette sia da Alessandro, scusate, ho sbagliato, sia da nome comunque anche. No, Alessandro è più bello, sia Alessandro che Franco. Io ritengo che il percorso, se noi facciamo poi dopo magari un excursus, lo faremo, come il calcio, 60 giorni fa il Cosenza è uscito dal campo scortato dopo lo 0-3 di Rende. Dopo 60 giorni il Cosenza è fatto di eroi. Questo è il calcio, questa è la cosa bella del calcio. Bisogna essere sempre sereni, sempre equilibrati, mai farsi prendere dall'enfasi positiva del momento o dalla depressione negativa. Il Cosenza, come diceva Alessandro, e sono certo che lo farà, perché ha le persone al timone giuste al posto giusto, perché Stefano, io penso di essere stato uno dei pochi che a giugno, Trinchera, a gennaio, quando era come sparare su duri sulla Croce Rossa, mi permisi di dire: persona seria, persona competente, persone preparate, lasciatelo in pace. Ho avuto ragione. Me lo ricordo. Braglia, persona di grandissima esperienza in categoria, e sarà in senso buono il valore aggiunto, perché sarà colui che può guidare
questa neonata Serie B con l'esperienza e la conoscenza. Il Cosenza deve avere la bravura, e l'avrà, e ce l'ha, ripeto, senza considerare il Presidente, nel quale non c'è bisogno di fare elogi, è la storia che parla. Preso un Cosenza dilaniato di problemi in Serie D, con mortificazioni quotidiane, e l'ha portata in Serie B con una solidità economica che tutti invidiano. Quindi basta dire questo e senza fare lavate di faccia. Dicevo, il Cosenza deve fare un passo importante, non solo il sest'ultimo posto, che è un'altra vittoria di campionato, quindi il sest'ultimo posto in Serie B vale un primo posto e vale la stessa festa che è stata fatta a Piazza Fera, va rifatta, ma soprattutto deve creare i presupposti per diventare una squadra di B importante. Il Cosenza è una squadra di C importante, una piazza di C importante, è una neopromossa in Serie B, quindi è chiaro che si confronterà con realtà difficili. Cosenza dovrà fare, lo farà sicuramente, 2 o 3 anni, dove saggerà la categoria, dove imparerà la categoria, dove diventerà una squadra importante di B, e poi perché non pensare al di là. Ma oggi il sest'ultimo posto è una grande festa. Grazie. Aldo, finiti i festeggiamenti, la società del Cosenza è già tornata subito al lavoro e il primo step è proprio quello dello stadio San Vito Marulla. Ci sono stati gli ispettori, ci sono dei lavori da iniziare, degli ammodernamenti da fare, quello di cui abbiamo parlato tante volte. Ma io penso che ci siano tutte le condizioni per dare poi al Cosenza, prima del campionato, soprattutto il terreno di gioco, che sia un terreno di gioco di categoria, perché abbiamo avuto nella prima parte un terreno di gioco veramente disastroso e abbiamo visto che i risultati purtroppo non venivano perché era difficile giocare. Adesso c'è la possibilità, come anche il sindaco e il presidente durante anche la presentazione, durante anche la cosa che hanno fatto al comune insieme, quando sono andati i ragazzi, i giocatori, hanno dichiarato e ha dichiarato che si metterà subito, immediatamente mano allo stadio per farlo diventare uno stadio efficiente, tenuto conto che ci sono già le prospettive future che dicono che il Cosenza fra 3 anni, perché questi sono i fatti che mi vengono dal comune, avrà lo stadio come la cittadella sportiva, così come è stata programmata e anche disegnata dall'amministrazione comunale e dal sindaco. Per quanto riguarda invece il Cosenza, adesso io dico una cosa, la festa incominciata è già finita, adesso bisogna pensare a quello che ha detto Alessandro e che ha detto Donnarumma, bisogna incominciare a buttare le basi per far sì che questa squadra in Serie B non disperda questo grande patrimonio che ha, perché il Cosenza ha un grande patrimonio, ha 20.000 spettatori che non bisogna assolutamente lasciarli lì, perché se il Cosenza malaguratamente dovesse iniziare male il percorso in Serie B, e io non credo che sarà così, questi 20.000 spettatori possono diventare un'altra volta 800 spettatori come l'Akragas, ma io mi auguro di no. Ho detto, però è chiaro che la Serie B questa è una Serie B dove ci sono squadre fortissime e importantissime che si giocheranno tutto per tornare in Serie A, ma il Cosenza deve allestire una squadra capace di saper supportare ed essere anche pronta a sostenere alcune partite che saranno partite decisive, non per rimanere io sono convinto che il Cosenza lotterà per posti importanti, ne sono convinto perché so che c'è l'idea di prendere 4-5 giocatori importanti di categoria, mantenere lo zoccolo duro di questa squadra, quindi tutto quello che c'è in giro, tutto quello che si dice bisogna poi metterlo su carta e il Trinchera saprà lui come regolarsi, saprà lui quale giocatore prendere. Io non faccio nomi di giocatori perché non è il mio compito, però io penso che i giocatori che dovranno avere veramente un livello alto per supportare questa categoria, perché il Cosenza deve in Serie B fare bella figura, deve proiettarsi per un discorso, come dice Donnarumma, da qui a 2 anni per andare in Serie A, perché il Cosenza, questa piazza merita poi anche la Serie A perché il pubblico l'ha dimostrato e io dalle cronache che sento tutti i giorni, dai giornali che leggo, ha avuto risonanza non solo in Italia ma anche all'estero, questa avanzata di 12.000 persone che sono andati a pescare a tifare Cosenza, è stata veramente una marea di macchine, che una fila che non finiva mai, sembrava veramente la catena di Sant'Antonio che si è portata a pescare, e pescare la notte era in faccia da tifosi cosentini e anche di altre regioni che sono venute da tutta Italia. Quindi questo patrimonio di tifosi deve essere fortemente tenuto e
Cosenza e il Presidente hanno tutte le condizioni per poterlo fare. Grazie Aldo. Allora. Franco, quali sono i prossimi impegni? La Coppa, il campionato, sì, ci sono già le date della Serie B? Sì, l'avevamo già detto la scorsa settimana, lo ripeto, il campionato inizierà il 24-25 di agosto, perché adesso in questa settimana, questa settimana, il 29, usciranno fuori poi i responsi dei diritti televisivi, vedremo un po' chi se li aggiudicherà. Sembra che ci sia Sky insieme a Perform, insieme a qualche altra, diciamo, multinazionale. Vedremo un attimino quello che succederà. Comunque il campionato inizierà il 24 e poi il 25 di agosto, mentre la Coppa Italia, il Cosenza parteciperà al secondo turno e quindi il 5 agosto. Poi bisognerà vedere il sorteggio, dove si giocherà e quando si giocherà. Mentre il Presidente Coscarella ci può dire qualcosa anche sull'iscrizione del Rende, quali sono le date, praticamente le scadenze, e anche la Coppa Italia, perché so che adesso partirete anche per il ritiro. Ci può dire qualcosa in merito? Ecco. Le date sono quelle, la deadline è il 30 giugno, sì. Un po' per tutti, Serie C, Serie B e quant'altro. Poi noi partiremo il 13 a Rende, poi il 15 ci sposteremo a Villaggio Palumbo. E noi dovremmo essere il 29 luglio, sempre Coppa Italia Team, almeno se dovesse rimanere il regolamento che è stato nell'ultimo triennio, perché adesso faranno 18-21, sì. Il nuovo regolamento del triennio 18-21. E quindi aspettiamo fiduciosi. Siete pronti voi? Siamo pronti. Quindi Villaggio Palumbo dal 15 luglio in poi, benissimo. E allora ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, restate con noi. Poi avremo una bella telefonata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi. Allora, Presidente Coscarella, abbiamo parlato con Aldo prima della questione impianto, stadio. Faccio questa stessa domanda anche a lei, visto che anche a Rende c'era il progetto di ammodernare, di creare degli spazi per le famiglie, un ambiente più sano, più vivibile. Io non vorrei entrare a gamba tesa, perché altrimenti fra 5 minuti vi fanno chiudere la trasmissione, perché... Vabbè, tanto è l'ultima. No, ma... No, lei chiedeva forse se ci sono novità, non è che vogliamo fare polemica con nessuno. Grazie solo all'intervento del Sindaco Manna, non vogliamo fare assolutamente polemica. Che mi ha garantito che siamo addirittura d'arrivo con un cospicuo finanziamento per poter portare a Lorenson una vivibilità diversa, perché quello che è successo a Cosenza insegna. La gente che si riversa allo stadio, che si riversa, ha voglia di vivere gli eventi. Questo io lo vedo come un evento, dal San Benedettese in poi era l'evento che si andava a vedere, e quindi la gente ha risposto per come da rispondere l'area urbana. Se tu a tutto ciò mettessi intorno una struttura accogliente che puoi vivere la 7, 8, 9 ore al giorno e non solamente l'ora e mezza, l'ora e 40 della partita, sarebbe tutto più facile. A me fa piacere, perché vuol dire che la direzione nella quale ero andato come progettualità vuol dire che ha la possibilità di avere un potenziale importante. Quindi noi ci contiamo e ci puntiamo, perché altrimenti non abbiamo motivo di esistere a Rende se non crei una struttura diversa. Sinceramente la Serie C, che è un bagno di sangue, puoi fare i miracoli, puoi fare quello che vuoi, puoi essere bravissima, ma insegnate che i miracoli non si ripetono spesso, quindi quest'anno sarà veramente duro, e se non crei intorno un qualcosa di bello, di importante, di solido e di duraturo, non ne esci. E questo è importante. Prima abbiamo parlato di sinergia, lei diceva appunto che può essere un beneficio per voi come società avere il Cosenza in Serie B. Entriamo più nello specifico. A livello di settore giovanile sicuramente ci possono essere degli scambi importanti, dei giocatori magari che non sono propriamente da B, che potrebbero approdare da voi. È un beneficio, l'ha detto anche Guarascio. Lo dicevo da qualche tempo, è un beneficio perché puoi addirittura poter attingere da un serbatoio importante, calciatori di Serie C importanti, quali quelli che sono tesserati col Cosenza, possono eventualmente venire a dare una mano da noi, e noi, avendo un settore giovanile abbastanza importante, abbastanza seguito, con persone che ci dedicano ore e ore durante il giorno,
penso possiamo essere un serbatoio per loro. Si deve andare in un discorso di sinergia tecnica che possa garantire uno all'altro la sopravvivenza. Che poi è quello che ha detto, come dicevo prima, il presidente Guarascio, praticamente al nostro direttore. Io ricorderei adesso Leonetti... No, forse l'abbiamo già in linea. Abbiamo in linea, sì. Pronto? Sì, buon pomeriggio a voi. Salve, allora abbiamo in diretta telefonica da Sport Italia Paolo Amedeo. Allora, grazie di essere intervenuto in trasmissione. Facciamo un attimo il punto su quello che si apprestano, al mercato che si apprestano a fare le calabresi. Partiamo dagli allenatori, quindi la presentazione di oggi da parte del Crotone e del nuovo allenatore. Sì, assolutamente. L'avvento di Giovanni Stroppa porta grande entusiasmo nella città pitagorica, che ha la necessità di ridare nuova verve ai tifosi, alla piazza e sicuramente approntare un campionato che li veda assoluti protagonisti. Comincia a muoversi il Crotone per allestire una squadra competitiva da consegnare ovviamente a Giovanni Stroppa nel più breve tempo possibile. Si parte dalla difesa, dove potrebbe spuntare a sorpresa il nome di Marios o Koinomu, nome alternativo a Marrone. È un tentativo concreto questo che porta appunto alla pista del difensore. Poi c'è il tentativo concreto nuovamente dopo quello dello scorso anno per il difensore Costa, inseguito a lungo, e pare insomma che il DS Beppe Ursino stia tentando di portarlo sicuramente in rossoblu. Sarebbe un acquisto di grande valore e soprattutto di grande esperienza e spessore. E poi c'è il tentativo di confermare Simic. Non sarà semplice ripetere la formula del prestito anche quest'anno, ma Beppe Orsino sta lavorando anche su questo fronte. E poi c'è una espressa richiesta del tecnico Giovanni Stroppa per quanto riguarda il ruolo di esterno. Si tratta con la Ternana Mirko Carretta, un giocatore che sicuramente ha disputato un campionato straordinario lo scorso anno, sfortunato con la Ternana, ma per quanto riguarda l'esterno sicuramente è andata più che positiva. Bene, invece per quanto riguarda la riconferma di Braglia sulla panchina del Cosenza? Per quanto riguarda Braglia, ovviamente è sicuramente un tassello, era un tassello imprescindibile per la programmazione della nuova stagione in riva al Crati. Sicuramente si potrà lavorare alla grande con il DS Trinchera per trovare i giusti tasselli da consegnare già in ritiro al tecnico toscano, in maniera tale da avere una rosa competitiva. Sul fronte mercato sicuramente in questo momento un po' bloccato, vuoi per come dire, cercare di individuare le pedine giuste. Io son Franco lo sa, io non mi fido tanto dei tanti nomi buttati giù lì, tanto per insomma come dire, riempire un po' anche le righe giustamente dei quotidiani. I nomi di Gilardino, di Maxi Lopez sono tutte frutto della fantasia e non sicuramente di piste concrete. Quello che di concreto c'è sicuramente è che il DS Trinchera sta lavorando con buone possibilità di confermare anche il prossimo anno i prestiti di Tutino e Palmiero. Sarebbero sicuramente due pedine importanti per lo scacchiere di Piero Braglia. Benissimo, i nomi che circolano proprio in queste ultime ore sono Ingrosso del Pisa e poi c'è anche De Luca dell'Entella, una seconda punta, Belmonte, il difensore centrale ex Perugia, che è Cosentino Doc. Questi forse sono nomi che si possono avvicinare al Cosenza Calcio. Cosa ne pensi? Assolutamente, sono d'accordo con te. Belmonte rientra tra gli altri anche con Gilardino, insomma, i nomi che se andiamo a vedere per esempio, Franco, l'ingaggio di Maxi Lopez, capiamo che è impraticabile,
un'operazione del Ma forse genere, qualcuno basta lo fare aveva questi proposto, calcoli sì, per qualcuno capire. Ne escono tante di fake news in questo momento. Alessandro, volevi intervenire? È un ingaggio difficile anche per i club di A. È vero. Quindi, ricordiamo che Maxi Lopez ha trascorsi importanti con la Sampdoria, ha giocato con l'Udinese. Potrebbe prenderlo il Frosinone, Maxi Lopez, potrebbe, bisogna vedere se si mettono d'accordo sull'ingaggio. Sul fronte, prego Paolo. mi interrompo, sul fronte rimanendo in Calabria e allargando un po' la scia anche alla Regina, proprio ieri insomma in una partita di beneficenza ho avuto la fortuna, se così vogliamo, di giocare insieme all'Allenio, un attaccante amaranto per Giuseppe Maritato in grandissima forma e che può essere davvero il valore aggiunto per questa Regina. Ci può essere come dire, una sorta di trattativa che può nascere in queste ore e che potrebbe essere la richiesta di Gianluigi Sueva alla Regina in prestito. Potrebbe insomma nascere questa trattativa. Il ragazzo è davvero di grande talento, è bravo, bravino, il ragazzo del Cosenza, sì, delle giovanili. È un ragazzo straordinario, dalle doti incredibili. A mio avviso questo ragazzo da qui a 2 anni, se riesce a trovare continuità in un campionato come quello di qui, può davvero essere una grande plusvalenza per il Cosenza. Aldo. Paolo, ti volevo dire una cosa. Questi nomi che girano io ho molti dubbi. Oggi leggendo anche una bella intervista a Bortolomutti che ci stava portando in Serie A, sai quando ha spiegato i motivi per cui non siamo andati in Serie A? Quando abbiamo fatto venire a Cosenza alcuni altisonanti giocatori, esempio Lentini, e c'era un altro centrocampista che mi sfugge, e poi abbiamo perso il campionato. E poi è te lo confermo, perché allora, l'ho avuto. Allora pensiamo a prendere giocatori di categoria ma importanti, perché i nomi altisonanti sì, ma ci vogliono giocatori che vanno in campo e sudano la maglia, giocano con l'anima, giocano perché veramente sentono e sono giocatori importanti che devono far fare al Cosenza quel salto di qualità che serve a questa città, perché i 20.000 non si possono disperdere soltanto pensando a Girardino, a Lopez. Abbiamo capito. Giocatori che sono, questa è la mia tesi. Te lo confermo assolutamente, anche Bortolomutti in trasmissione da me lo ebbe a dire in quella circostanza in cui insomma, facevi riferimento tu. Ti dico però che, ritornando al mercato, si era parlato anche di un possibile ritorno di Lamantia, ma sulla Lamantia c'è fortissimo il Lecce di Meluso che insomma pare dia in netto vantaggio. Benissimo, Paolo, va bene, ti ringraziamo di essere intervenuto in trasmissione. Grazie a voi, buon proseguimento di calciomercato. Grazie, buona serata. Paolo. Allora, andiamo avanti. Alessandro. Ma sicuramente dei nomi che transitano in queste ore sui siti o sui giornali non ne arriverà nessuno al Cosenza. Quello è pressoché che Trinchera poi è sempre uno molto abbottonato. Poi ripeto ancora una volta, il menage sarà pressoccché certo. Il Cosenza cerca 4-5 giocatori di categoria e poi attingerà anche ai primavera di alcune squadre di Serie A. I contatti ci sono, Trinchera è molto abbottonato, ma è abbottonato perché adesso deve esserci una riunione subito dopo la quadratura del cerchio economico da parte del Presidente per definire la strategia, se A o B. Il budget a disposizione. Esattamente, quindi dopodiché si passerà alle vie di fatto, perché c'è una lista molto larga, almeno di 20 nomi, pronta, concordata già tra l'allenatore e il direttore sportivo Trinchera. Si parte prima dalle eventuali riconferme, per esempio Dorazio sarà, secondo quello che so, riconfermato, Corsi dall'altra parte sarà riconfermato, servono i gemelli per queste coppie di... Bisogna vedere Mungo che cosa faranno di Mungo. Bisogna capire la questione di Mungo, ma poi servono 4-5 giocatori di categoria. I nomi lasciano il tempo che trovano, però devono avere un'esperienza, anche perché poi, mettiamo il caso che il Cosenza lotti per la salvezza, lottare per la salvezza in Serie B a Cosenza, che sarà adesso una matricola, ma in ogni caso è una piazza che può avere caratteristiche da B avanzata, se no a ridosso della Serie A, poi diventa difficile, perché giocare al San Vito è molto difficile, perché o la prendi bene, che era quello che ci ha scritto anche il nostro amico Leo Principato in un messaggio. Cosenza comunque non è una matricola. Per esempio Bruccini, dimmi Aldo, scusami. Lo ringrazio a lei per quello per il messaggio, esatto. Per esempio Bruccini è un giocatore
che ha le spalle larghe, nei momenti topici del campionato hanno tenuto, come ha tenuto lo stesso Pascali, ma il Cosenza ricordiamo che ha avuto un momento nel quale stava davvero barcollando. È stata citata la bella impresa che fece il Rende in un ambiente abbastanza elettrico, e bisogna dare atto al presidente Coscarella che gestì quella vittoria con un grande savoir-faire e con grande stile. Vero. Perché è una vittoria che passa alla storia ed era abbastanza difficile da deglutire per i tifosi del Cosenza. Non a caso ci fu una tensione alle stelle, però la squadra riuscì subito dopo a partire di slancio con una vittoria straordinaria. Ciò vuol dire che lo Zoccolo 2 era pronto, però adesso la sfida è un po' diversa, nel senso che la Serie B ha un know-how diverso, i giocatori devono avere un passo diverso, c'è una velocità di gioco diversa che può essere più bassa o più alta a seconda delle cose, c'è una tecnica diversa e dunque i difensori dovranno cimentarsi con degli attaccanti un po' più smaliziati e dunque bisognerà rinforzare il parco difesa, rinforzare il parco centrocampo e rinforzare il parco attacco. Per chiudere, riguardo al portiere, confermo che il portiere ha su di sé gli occhi del Palermo. È un giocatore che si è fatto notare perché è giovane ed è anche abbastanza tranquillo, una cosa che è strana per un portiere giovanissimo. È chiaro che essendo un campionato così come si può dire, bollente, è ipotizzabile che ci sia un giocatore esperto alle sue spalle. Dunque ci sono dei tentativi per accaparrarsi un portiere che abbia già un suo perché anche in Serie B. Volevo chiudere sul Rende perché prima non ho avuto l'opportunità sull'allenatore del Rende di dirlo, che Francesco Modesto, siccome conosce molto bene Gasperini, da quello che mi dicono alcuni tecnici che hanno visto giocare alla sua formazione giovanile, gioca un calcio bellissimo da vedere, organizzato. La cosa che si dice, che è un bel complimento per l'allenatore, si vede la mano dell'allenatore. 3-4-3, mi conferma il presidente, vorrà fare un calcio molto aggressivo, molto fisico, molto spumeggiante, quindi dovrà mettere in campo il meglio delle proprie risorse. E giova dire, in controtendenza, che l'area urbana di Cosenza sarà una delle poche aree urbane italiane ad avere due squadre vicine, che sono più o meno la stessa città, non dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista delle frequentazioni è sempre la stessa. Una squadra in B e una squadra in G, è una grande risorsa, una grande opportunità. Una settimana c'è una partita di B, un'altra settimana c'è una partita di C, poi non so come si organizzeranno per questa cosa, spero pure per i Rende che siano diversificate le date, e le sinergie tra i Primavera e tra anche le squadre sono auspicabili, anzi sono necessarie, sono positive e che ben vengano. Direttore, allora, questa sinergia appunto questa sinergia tra Cosenza e Rende, ne parlava il presidente Guaraccio, ne ha parlato oggi Coscarella, potrebbe essere poi da qui praticamente a un medio-lungo termine. Ma io penso che tra due importante persone, per le due, io penso che tra due persone di buonsenso come Fabio e come il presidente Guaraccio, penso che questo sia una cosa scontata. È chiaro che il primo anno è più facile attingere da qualche per il Rende è più facile attingere da qualche calciatore di C che il Cosenza non intende riconfermare perché non lo ritiene pronto per la B. Poi è chiaro che negli anni si andrà a strutturare meglio un settore giovanile, per cui in quel caso sarà più semplice per il Rende andare a prendere qualche giocatore dalla Primavera, come al contrario assolutamente per il Cosenza può fare quello che viene fatto al nord tra 20-30 società, perché è chiaro, se noi andiamo a vedere cosa c'è a Milano, c'è il Milan, l'Inter, c'è l'Atalanta, ci sono nel giro di 100 km quadrati, ci sono 20 squadre tra A e B, è tutto più semplice. È chiaro che per noi del Sud andare a prendere un Primavera forte non lo prendi, perché anche se hai un buon rapporto con la società e questo giocatore forte lo chiama il Rende e lo chiama l'Alessandria, il procuratore lo fa andare all'Alessandria, perché è normale che sia così. È chiaro che è molto più semplice prendere un ragazzo siciliano, calabrese, napoletano o romano che nel Cosenza è più facile che possa andare a Rende o viceversa. Quindi, però è chiaro che per far questo bisogna avere pazienza, ci vuole tempo, il Cosenza, come dicevo prima, si deve
solidificare la sua categoria, cosa che ha fatto il primo anno in Rende e che sicuramente continuerà a fare. E poi secondo me vedremo delle cose buone, anche perché lo stesso, io vorrei fare un discorso anche più generale legato alla Calabria. Prego. Io penso che sia uno dei primi anni dove abbiamo tante squadre tra i professionisti, ma soprattutto tanti centri importanti, quasi più importanti, perché abbiamo Reggio Calabria, capoluogo, Vibo Valentia, capoluogo, Crotone, capoluogo, Cosenza, capoluogo, Catanzaro, capoluogo. Quindi i 5 capoluoghi sono in 2 squadre, 2 anni in B, 3 in C, in più il Rende, che non è un capoluogo, ma come dice giustamente Alessandro, è quasi Cosenza, chiamiamolo, ormai l'area è quella, è un'area urbana importante. Quindi io penso che ci sono veramente le condizioni per poter fare un salto di qualità. Consideriamo che la Sicilia, che storicamente è sempre stata più ricca, più forte, più grande di noi, penso che come abitanti siamo la Sicilia è 4 volte la Calabria, ha meno squadre nei professionisti, la Calabria ne ha di più. Questo è un dato importante, significativo. Chiaramente non abbiamo squadre. Sì, perché se consideriamo il Gela in D, Messina in D, no, io parlo di professionisti, Palermo, Catania, Palermo e Trapani. E Siracusa. E Siracusa. Cioè, considera che sono 4. Considera che fino a pochi anni fa avevamo 2 in A, che erano B avevamo Catania e Palermo in A, il Messina in A. Voglio dire, c'è la Sicola Leonce, giusto? Quindi parliamo delle stesse società, con una differenza che la Calabria ha 2 in B. In B, è vero. Attenzione, il Trapani è una grande società, ma il Trapani è in netta difficoltà perché la proprietà, che è una proprietà solidissima, che potrebbe tenere una Serie A, insomma, vuole mollare perché dopo tanti anni è un percorso normale. Quindi dico, questa valutazione la farei non solo a livello Rende Cosenza, a livello Calabria. Volevo farle un'altra domanda, per quanto riguarda il Catanzaro, c'è stato un altro cambio in panchina dopo la passata stagione in cui abbiamo visto diversi allenatori, adesso si è passati ad Auteri comunque che è un allenatore di esperienza. Che campionato farà il Catanzaro quest'anno? Catanzaro arriverà nelle prime 3, non ho la palla di vetro per sapere se arriva prima, seconda o terza, ma vi posso dire che arriverà nelle prime 3, perché prendere un allenatore come Gaetano Auteri è la conferma di voler fare un progetto importante. Questa cosa sarà anche molto avvantaggiata dal fatto che l'anno prossimo, se i gironi non vengono modificati, l'unica squadra forte sarà il Catania. Quindi per il Catanzaro arrivare nelle prime 3 penso che sia quasi un atto dovuto. Poi il primo posto te lo giochi, è una partita, è un palo, è una traversa, è un rigore sbagliato, ma sicuramente il Catanzaro sarà lì su, ripeto, per merito suo, ma anche perché non vedo oggi in un campionato con tante stelle. Aspettiamo un attimino, perché non sappiamo la Ternana, per esempio, che sicuramente farà una squadra molto forte, in che girone verrà inserito. Non sappiamo ancora, come diceva il Presidente Coscarella, quale sarà la rimodulazione della Lega Pro. Leggo tante squadre, le solite squadre in difficoltà. C'è la situazione Foggia molto pericolosa, c'è la situazione Cesena molto pericolosa. Quindi, però se io devo commentare l'attualità oggi, io vedo una Lega Pro dove c'è il Catania che, avendo già una base molto solida, migliora ancora la squadra. Appena dopo vedo il Catanzaro che sicuramente farà una squadra forte. Dobbiamo andare in pubblicità, poi diamo la linea a Coscarella. Dobbiamo andare in pubblicità, dopo torniamo col Presidente Fabio Coscarella. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la terza e ultima parte di Replay. Allora, Presidente Coscarella, parlavamo di questa Serie C che potrebbe essere riformulata con i gironi composti in modo verticale. Sì, è una delle ipotesi che il Presidente Gravina nei vari incontri ha dato, anche perché le siciliane rivendicano una trasferta lunghissima, si parte il giovedì e sono massacranti, e quindi alla fine preferirebbero fare un discorso in verticale, che si ritornerebbe a 3-4 anni fa, quindi a quando c'era il girone in verticale, con un ulteriore sborso di spese, quindi non penso che alla fine sarà, anche su questo sarà battaglia. Il Lega è un momento di grande confronto, grande confusione,
chiaramente c'è la possibilità che tante cose cambino. Quindi comunque con un costo più alto da parte delle società. Sicuramente sì e sarebbe un ulteriore problema per noi, perché poi alla fine facendo uno spostamento in aereo ha costi completamente diversi. Forse sarebbe però più avvincente, perché in effetti, come parlavamo prima col direttore Donnarumma, sarebbe la possibilità di confrontarsi con piazze diverse, piazze più importanti, e quindi avere anche un ritorno di visibilità diverso. Qui ci sono due Sì. post, Tonino De Rose che dice: ho letto, anche ho sentito la risposta del presidente Fabio Coscarella, è una persona seria, figuriamoci se non chiamava Guaraccio. Quindi è una risposta a favore del presidente Coscarella, perché ha chiarito i complimenti. Confermo un'altra cosa, che lo dico per la prima volta qui. Io il 23 aprile, la mattina, chiamai Eugenio con una telefonata di vicinanza e di solidarietà, perché non ho avuto la possibilità poi di salutarlo, perché era stato scortato via dalla Quindi subito dopo la sconfitta del Cosenza il lunedì con Rende. mattina, è la prima volta che lo dico. Feci una telefonata ad Eugenio e disse: Eugenio, ti sono vicino, perché sono momenti questi che nessun presidente vorrebbe vivere. Quindi, giusto per conferma a chi sta provando a mettere benzina sul fuoco, quindi non c'è nessun tipo di motivo. Sai che siamo amici, però l'amicizia, ma conoscendoti, tutte queste barzellette che sento in giro, non ci ho mai creduto, perché so i rapporti come li tieni, che persona sei, a chi appartieni e quindi come operi. Grazie. Quindi il fatto che a Rende ci sia qualcuno, ma qualcuno, diciamo, io abito a Rende, sono tifoso del Cosenza, sono simpatizzante del Rende, quindi conosco a Rende tantissime persone di buon senso che si fanno sempre i complimenti, perché dicono: Rende in Serie C l'anno scorso è fatta rispettare, è arrivata ai playoff, quindi che cosa possiamo dire alla gestione di tua e quella del mister Trocini, al quale auguro che trovi subito una squadra, perché merita anche lui un palcoscenico importante. Ma dopo che ho detto questo, ti dico subito che c'è necessità di fare sinergia con il Cosenza adesso. Vero. Perché adesso, scusami, la cosa cambia, perché mentre prima a parità di categoria si poteva fare un discorso, perché è stato fatto il discorso e tu lo sai che io sono informatissimo, oggi c'è una situazione diversa rispetto a quella che c'era ieri. Oggi c'è il Cosenza in una categoria superiore, Rende in C, quindi questa sinergia significa che deve portare anche a scambi di giocatori, soprattutto per quanto riguarda i giovani, che Rende ha proiettato sul palcoscenico, perché Rende ha giovani importanti, e il Cosenza giocatori che possono essere anche di categoria nella Serie C, perché il Cosenza ha un parco giocatori che può determinare anche scelte tra il Rende e il Cosenza. Quindi questa sinergia tra voi due, tenuto conto che, scusami se te la dico, ma sul fatto del campo sportivo del Rende, l'unica persona alla quale io ho necessità di dirlo con molta franchezza, al quale e Manna, il sindaco Manna si sta battendo moltissimo, e dobbiamo dirlo perché per onestà intellettuale, ma tutto il resto è noia. Quindi voglio dire, se questo stadio di Rende, questa città di Rende dovesse nascere, facciamola nascere, però tenuto conto che c'è una cittadella che sta veramente per nascere, che è Cosenza. Quindi cerchiamo di vedere se riusciamo, smettiamolo con questo campanilismo di comodo. Qui c'è qualcuno che fa campanilismo di comodo, il campanilismo non porta a nulla, chi fa campanilismo vuol dire che non vuole bene né a Cosenza né a Rende, e siccome le intelligenze ci sono a Rende e ci sono a Cosenza, siccome a Cosenza c'è un sindaco bravo, a Rende c'è un sindaco bravo, mettiamolo assieme queste cose e cerchiamo di fare una città unica, una società unica, un campo unico, una città moderna di 150-160 mila che si proietta sul palcoscenico nazionale per arrivare in 2 o 3 anni, come si stava prospettando, e tu lo sai, di portare il Cosenza 3 o 4 anni in Serie A, assieme alla sinergia che si può fare con il resto. Tutto il resto è noia e sono chiacchiere. Le chiacchiere adesso su Tabacchieri Rigno, basta con queste chiacchiere. Andiamo avanti e smettiamolo con questi fannulloni della demagogia. Va bene, Aldo, scusami che qui parliamo di calcio. Allora. Stiamo di calcio, io parlo di calcio. Aspettiamo allora lo stadio nuovo di Cosenza, un in bocca al lupo al sindaco, lo stadio nuovo di Rende, un in bocca al lupo al sindaco, al presidente Guercio, al presidente Coscarella. Nel frattempo parliamo di cose, voglio dire, quello che, come diceva giustamente Silvia, te la do. Presidente, gli obiettivi del Rende del prossimo anno, quindi quali saranno? Lei prima ha parlato nuovamente di salvezza, però possiamo anche sbilanciarci un pochino, no? No, chi mi conosce sa, no, ma assolutamente. Qui ho avuto la fortuna di scambiare prima
qualche parola col direttore Donnarumma, sa l'affetto che ho nei suoi confronti e la stima che ho nei suoi confronti. Pensare ad una salvezza sofferta quest'anno deve essere la cosa, il tarlo che dobbiamo avere, perché se qualcuno pensa quarto posto, terzo posto, secondo posto, siamo morti a dicembre. Siamo già retrocessi. Siamo già retrocessi, perché riconfermarsi è difficilissimo. Quello che è stato fatto quest'anno è stato fatto con il lavoro, con la programmazione, grandissimo sacrificio e una buona dose di fortuna. Grande preparazione agli eventi da parte di tutti, compreso mister Trocini, ma ripeto, se noi pensiamo che possiamo fare in scioltezza un campionato di Serie C, si è sbagliati di grosso e chiaramente non si può stare a rendere. Io volevo fare una domanda, non so, anche ad Alessandro, al direttore Donnarumma, presente lo tengo da parte perché so che è legato un pezzo di cuore a Bruno Trocini, ma onestamente pensavamo che Brunello potesse sedere su una panchina importante, glielo auguriamo, però al momento la Casertana poi è andata su Fontana, ancora Lentella sembra che non abbia deciso, il Pisi è andato su D'Angelo, insomma come si Una battuta dal Docennamo, Fontana ha trovato squadra prima degli altri, E vabbè, evidentemente. La Casertana vuol dire che no, perché insomma, sì, va bene. Io volevo sentire sia Alessandro Russo che Carmine Donnarumma proprio su Trocini, che merita a mio avviso una panchina. Io avrei preso Trocini a Caserta. Io lascio da parte il Presidente perché so come è affezionato. È di parte. Parlare bene di Brunello mi viene molto facile. E lo salutiamo perché Brunello ci segue sempre, è un carissimo amico, lo abbiamo cresciuto. Al di là del fatto che è un cittadino di Cosenza, uno sportivo di Cosenza, che si è fatto da solo, da famiglia molto legata allo sport. Come no? Quindi non c'è bisogno tanto di fare giri di parole. Quello che ha fatto a Rende nell'ultimo periodo mi sembra così oggettivo che sarebbe scontato pensare a vedere un giovane allenatore cimentarsi quantomeno nella stessa categoria, magari in una squadra diversa da Rende, magari in un altro girone. Ci sono stati diversi pourparlers, lui ha avuto contatti con diverse squadre, le hai appena citate tu, Franco, ce ne sono ancora alcuni in corso che vengono tenuti nascosti, ma non è finito ancora il giro delle panchine. È chiaro che ci sono determinati equilibri di aree di procuratori o soprattutto in C, equilibri economici, senza andare troppo a fare giri di parole, che portano a delle scelte invece che ad altre scelte. Ma Brunello credo che avrà la possibilità, se ha la pazienza di attendere, di avere la giusta scena dove dimostrare che il miracolo compiuto a Rende, perché va dato atto a Rende di aver fatto in C una cosa davvero impronosticabile, perché io che ho avuto anche il piacere di vedere alcune partite dal vivo, ho visto sia partite più o meno facili, tipo con l'Agragas, ma ho visto anche partite difficili con il Cosenza, con il Lecce. Il Rende giocava un calcio organizzato, aspettava l'avversario, al momento giusto attaccava. Con il Lecce, per esempio, ha fatto un secondo tempo proprio da annali, nonostante una sconfitta inopinata. Dunque, il merito al management, ma il merito anche all'allenatore, che seppur giovane mi sembrava molto esperto, quindi è in un certo senso strano, ma ancora non sono fatti tutti gli equilibri e magari aspettiamo. Sentiamo il direttore Donnarumma. Direttore. Una premessa dove non c'entra Brunello. Il calcio negli ultimi 15 anni è cambiato con l'avvento dei procuratori che hanno modificato tante cose. Per cui questo lo vogliamo spiegare ai telespettatori che ci chiedono spesso dei procuratori. C'è Donnarumma che spiega il tutto. Lasciamo la Serie A, dove è un mondo diverso. La Serie A non è il calcio reale, è il calcio bello, ma il calcio reale, dove c'è sofferenza, dove c'è gente come Fabio che fa sacrifici, dove c'è gente come Guarascio che dopo 60 giorni prima esce scordato e 60 giorni dopo in trionfo. Questo è il calcio, ok? Ormai il curriculum, la carriera conta poco. Adesso diventa importante avere i giri giusti, le amicizie giuste, le aderenze giuste. Brunello è fuori. In che senso? Persona per bene, persona seria, persona di famiglia per bene. Papà è stato una storia familiare importante. Quindi quello che ha ottenuto l'ha ottenuto sul campo, grazie anche a una società che gli ha dato
non la possibilità, ma gli ha dato soprattutto la serenità nei momenti difficili. Non dimentichiamo che 2 anni fa veniva da una serie di sconfitte incredibili, tutti avrebbero esonerato Brunello, Fabio l'ha tenuto, sapendo che il problema non era Brunello. Quindi io gli ho fatto ci sentiamo, mi pregio di essere suo amico, io gli ho dato soltanto un consiglio, gli ho detto: io non ti auguro di andare al Pisa, di andare a una grande piazza, io ti auguro di andare a una piazza dove trovi persone per bene, che sappiano apprezzare il tuo lavoro e ti diano tempo. Se Trocin, io non gli avrei augurato il Pisa, non gli augurerei il Catania, perché sono piazze dove alla terza partita, se non hai 3 vittorie, viene esonerato. Se ti chiami Auteri o ti chiami Braglia, che hai un pedigree diverso, ti dicono: aspetta, questo è un allenatore bravo, ma se prendi un allenatore come Brunello è già a casa. Io gli auguro con tutto il cuore di trovare una squadra di livello più basso, però dove lui si possa consolidare in questa categoria. Quindi io gli faccio i complimenti che non è andato a casetta, però me lo tengo per me. Sicuramente lui troverà una squadra perché lo merita, perché è un percorso, una squadra giusta che possa valorizzarlo. Allora, volevamo leggere un secondo messaggio, Sì, Franco. sì, fai Allora, sì, la società Cosenza Calcio Massimo Dione Salvi dovrebbe mantenere l'ossatura della squadra vincitrice dei playoff, trattenendo i prezzi pregiati, rinforzando con almeno 5 giocatori forti di categoria, e potremmo dire la nostra anche in Serie B. Buon pomeriggio a tutti voi e forza Cosenza. Ok, era Massimo Dione Salvi, il nostro amico che salutiamo. Allora, questa campagna abbonamenti deve partire il prima possibile. Ma la campagna abbonamenti è legata anche allo stadio, ai lavori dello stadio, giusto, no, Aldo? Cerchiamo di essere seri, la campagna abbonamenti parte nel momento in cui in Lega decidono anche quando il campo viene ristrutturato, i settori, i vari settori. C'è tutta una storia da fare, la campagna abbonamenti. È chiaro che anch'io ho fretta di andarmi a fare l'abbonamento, però dobbiamo capire che ci sono alcuni passaggi burocratici che vanno fatti. Lo stadio deve essere ristrutturato, lo stadio deve essere messo a posto, lo stadio deve avere i settori, la tribuna A, la tribuna numerata, la tribuna B, sotto, sopra, le 2 cioè, perché gli abbonamenti così si fanno. Se questo non è avvenuto ancora, c'è stato già il sopralluogo della Lega al campo, hanno deciso quello che si deve fare, i lavori incominceranno la prossima settimana, più di questo i miracoli non li fa nessuno. Carlo Longhi, bravissimo, che è venuto pure in comune quella mattina, ci siamo salutati, e il presidente della commissione Carlo Longhi. C'è stato l'abboccamento del sindaco con la Bodi, c'è tutto un discorso che si sta muovendo e si muove con molta tranquillità. Gli abbonamenti devono essere fatti, è chiaro che si rifà adesso a sangue caldo tutto, però la gente ormai sa che deve aspettare e l'abbonamento se lo fa comunque. Alessandro, qualche nome che insomma ti piacerebbe vedere con la maglia rosso-blu o suggerire forse anche a Stefano Trinchera? Ma io credo che il direttore Trinchera, a parte che non abbia bisogno di suggerimenti, ma è difficile. Però sai, dato da te che sei un uomo di calciomercato, tempo, dai. Guarda, adesso non ti devi nascondere. Non essere modesto. No, assolutamente. Quando Alessandro alla Gazzetta dello Sport faceva il calciomercato, c'era la TV della Gazzetta TV. Io lo chiamavo mentre che lui faceva il calciomercato, cercava notizie live, una cosa difficile da gestire, però insomma, siccome sono abituato ormai a un giornalismo multimediale, interagivo con l'iPhone, con lo schermo e con Aldo, vabbè, simpaticamente. Aldo è difficile da gestire a prescindere nella normalità, figurati quando è in trans agonistica sul calciomercato. Il calciomercato vibra tutto, perché insomma, i contatti sono continui anche in questo momento, ci sono delle cose, posso dirvi simpaticamente che appena uscito da Ingolanda, un noto hotel del centro a Milano, in Piazza della Repubblica, c'è un bagno di folla pazzesco da parte dei supporter dell'Inter. In questo momento la Gazzetta sta seguendo live sul proprio sito l'evento. Il nostro direttore sarà contento, Attilio, no? Immagino di sì. Figuriamoci, lui che è interista per eccellenza. Con un interesse davvero straordinario le sorti dell'Inter. Ma i tifosi dell'Inter sono in tutto il pianeta, quindi mi sembra anche doveroso. Diciamo che il Cosenza qualche idea ce l'ha, qualche idea ce l'ho anch'io. Diciamo, ho avuto una lunga telefonata con il direttore sportivo Trinchera, più che altro per complimentarmi, perché è una sfinge, un po' come Braglia, è difficile tirare fuori una mezza notizia, però qualche cosa si può anche intuire. C'è da dire magari che il nome, per esempio, di Lamantia sarebbe perfetto secondo me per il Cosenza, sarebbe un giocatore che arriva
diciamo, è molto difficile che arrivi, sia chiaro, però tu mi hai chiesto un suggerimento. Ecco, Lamandino è un giocatore affidabile, di categoria, molto legato alla piazza, che sa giocare come terminale offensivo, potrebbe essere un giocatore utile alla Bisogna. Non so cosa possa essere, per esempio, di Okereke. Però la riconferma di Okereke secondo me è strategica, perché Okereke, anche se non va in gol, è un problema per la marcatura delle squadre avversarie. Quindi il suggerimento è quello di convincere lo Spezia a lasciarlo ancora per un anno. E questo è una cosa secondo me fondamentale. C'è da dire che poi in difesa, a mio avviso, serve un giocatore dai piedi buoni. Serve un giocatore dai piedi buoni, ce ne sono tanti. Ho sentito per esempio che il Crotone va su Costa, ti fa capire il livello che va su Costa, il Crotone. Il mercato del Crotone, come diceva bene il direttore Donnarumma, con il paracadute. Già il DS Orsino è un mago del mercato, adesso ha la possibilità di divertirsi. Quindi bisogna cercare un giocatore dai piedi buoni in difesa che possa anche guidare la partenza della manovra, che possa fare l'alleato di Dermacu, che è un giocatore forte, che però adesso bisogna discutere il rinnovo, perché Dermacu ha un altro anno di contratto, da quello che so. È richiestissimo, è richiestissimo. Non solo è richiestissimo, c'è un buon mercato, ma c'è un problema, i giocatori chiedono una gratificazione per la promozione. Guarda Alessandro, le ultime notizie parlano di interessamento per qualche giocatore della difesa del Sud Tirol. Ti farò vedere che da qui a 10 giorni uscirà fuori un giocatore ci ho provato, sono del Sud Tirol, perché ne ha parlato molto bene Braglia, dei due centrali difensivi, uno dei quali è Vinetò. Questo lo dico e lo dico io. Fai bene a dirlo, ci mancherebbe. Sono rimbalzato sulla questione del Sud Tirol, magari bleffano. Dicevi? Rientra Mendicino. Rientra Mendicino, rientra Perina. Ecco, Mendicino è un giocatore che può avere mercato, può avere anche appeal per altre realtà. Vediamo cosa succede. Io non voglio mettermi a fare il fantacalcio, non l'ho mai fatto, non mi piace. No, visto che è l'ultima puntata, sto dicendo, lunedì si apre il calciomercato, adesso allora da lunedì insomma ci divertiremo. Il punto chiave qual è? L'aspetto strategico, ho visto segnali dalla regia. 3 minuti. Non ti preoccupare. L'aspetto strategico è: quant'è il budget? Vero. B, qual è l'obiettivo? La salvezza. C, bisogna essere realisti. A mio avviso, per chiudere, dal mercato il Cosenza deve avere l'umiltà di prendere giocatori collaudati e 3-4 giovani sullo stile Okereke, perché ricordiamolo chiaramente, il Cosenza ha vinto il campionato nel mercato di gennaio, dove clamorosamente ha tagliato i costi, questo bisogna farlo sapere al pubblico, il Cosenza ha tagliato i costi e ha rafforzato la squadra, perché è andato via Statella, che è un giocatore a cui diremo sempre grazie, è andato in Serie B, Perina, il portiere. Perina è andato Mendicino al Monza. Sono arrivati giovani come Ramos, come il portiere da Parma, poi è arrivato Ramos, Okereke, Camigliano e Camigliano. Attenzione, ecco, per esempio Camigliano. Ecco, l'altro suggerimento è: confermiamo Camigliano. Vero. Bene. Allora, questa stagione di replay finisce qui. Io, aiutami se dimentico qualcuno, volevo ringraziare Enzo Leonetti in regia e Luca Chito, Massimo Fino, Michele Piero Cava, Arena, Michele Cava, Giuseppe Costanzo, tutta la redazione sportiva di Anna Franchino, Gianluca Network. Pasqua, il nostro direttore Attilio Sabato, È stata una la nostra stagione Carmela, bellissima, molto bella. Ovviamente la mia prima stagione. Hai portato bene, perché il Cosenza poi ha vinto il Speriamo campionato. e gli ascolti sono saliti. Gli ascolti sono saliti, come dice Aldo, e noi ringraziamo tutti quelli che naturalmente hanno contribuito a far lievitare l'audience di questa trasmissione, gli amici ospiti, da Maurizio Compagnoni a Gianluca Di Marzio, a Gianni Di Marzio, a tutti quelli che sono intervenuti telefonicamente, all'avvocato Chiacchio che ci ha spiegato tante cose di legislazione anche sul Rende, Giorgio Roselli, insomma tutti quanti. Tutti gli ospiti, tutti i colleghi giornalisti ai quali va il nostro grazie, giornalisti di Cosenza, che si sono susseguiti qui naturalmente nel nostro parterre. Quindi un grazie a tutti, veramente di cuore. Gli ospiti di oggi: Fabio Coscarella, Alessandro Lusso, Carmine Donnarumma e Aldo Genna. Grazie a tutti ancora. Ci vediamo presto, buone vacanze a tutti. Arrivederci. Arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.